Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico sull'incidente che a Lampedusa è costato la vita ad un sub di Caltanissetta, lo strazio dei genitori durante il riconoscimento. Trapani, neonato morto in ospedale dopo il trasferimento d'urgenza da Mazara del Vallo, ci sono 9 indagati. A Catania, tensione al Cannizzaro dopo la morte di una paziente che si trovava da un mese in rianimazione, interviene la polizia. Etna, nuova intensificazione dell'attività esplosiva con emissione di cenere, l'INGV ha riportato l'allarme per il volo da arancione a rosso, 10 arrivi all'ora fino a mezzanotte all'aeroporto di Catania, partenze regolari. E proprio riguardo allo scalo etneo continuano le polemiche, il Codacons chiede una gestione più ordinata nelle emergenze, un potenziamento dello scalo di Comiso e una maggiore chiarezza nelle informazioni, critici anche PD e 5 Stelle. Esodo controcorrente, le città in agosto non si svuotano come una volta, complici quest'anno i vari aumenti, carburanti e bollette in testa. C'erano una volta le edicole, in Sicilia negli ultimi anni si sono dimezzate, lasciando interi quartieri e piccoli comuni senza punti vendita di giornali, eppure c'è chi ancora resiste e prosegue nell'attività. Calcio, il Catania si gode la vittoria di Vicenza che spalanca le porte al match di venerdì al Tardini di Parma. Gli etnei hanno fatto vedere la loro qualità, ora tocca alla società risolvere il nodo fideiussione. Di nuovo bentrovati e ancora buona domenica. Cominciamo con la cronaca. Ad Agrigento si indaga per omicidio nautico dopo l'incidente che nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa è costato la vita a un regista 29enne di Caltanissetta. Nel frattempo sull'isola sono arrivati i genitori del ragazzo e il loro strazio per il riconoscimento. Giusy Lazzara. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico sull'incidente che nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa è costato la vita al sub 29enne di Caltanissetta Cristiano Giamporcaro. In questa tragedia di agosto lo strazio dei genitori arrivati a Lampedusa per il riconoscimento e poi il trasferimento della salma a Porto Empedocle, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. Il giovane regista stava facendo un'immersione e aveva segnalato la sua presenza con una boa, mentre la fidanzata dopo il bagno era andata a riva. Travolto dalle eliche del motore del gommone potrebbe essere morto per dissanguamento perché, stando a quanto emerso, aveva un braccio reciso. I 2 anziani di Milano, abituali turisti di Lampedusa che erano sul gommone, sono stati già sentiti dalla Capitaneria che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'imbarcazione di loro proprietà resta ormeggiata durante l'anno a Lampedusa, dove la coppia si trasferisce per periodi di vacanze. Toccherà adesso alle indagini ricostruire quei drammatici istanti e chiarire come il mezzo sia arrivato così vicino al sub. Resta una vita spezzata e una carriera artistica per l'esordiente regista che con la ricomparsa delle lucciole aveva raccontato l'entroterre siciliano, presentando il suo film ai concorsi in Italia e all'estero. La polizia di Ragusa e i carabinieri hanno arrestato 4 pregiudicati di Comiso e Vittoria per rapina aggravata e lesioni. L'operazione nasce da un'aggressione a un 22enne preso a calci e pugni con l'obiettivo di rubargli gli smartphone. La vicenda adesso della morte del neonato di Mazara del Vallo, trasferito d'urgenza a Trapani. La procura, dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo, ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpicino del neonato. 9 gli iscritti nel registro degli indagati, tra 90 giorni i risultati dell'autopsia. Laura Spanò. Sono 9 le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Trapani per la morte di un neonato avvenuta all'ospedale Sant'Antonio Abate lo scorso 25 luglio. Si tratta di medici, ostetriche, infermiere, neonatologo e ginecologo che prima alla Belaiello di Mazara, poi al Sant'Antonio Abate di Trapani si sono interfacciate con la mamma del neonato poi deceduto. La Procura, dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo, si tratta di 2 cittadini tunisini, ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpicino del neonato già effettuato da un collegio di consulenti, un atto che serve ad accertare condotte omissive che possono avere portato al decesso del neonato. Tra 90 giorni si saprà se si è trattato di negligenza o se il neonato è morto per cause naturali. La vicenda risale allo scorso 25 luglio. La signora, che ha vissuto i primi 8 mesi della gravidanza a Tunisi, giunta alla 40ª settimana, era tornata a Mazara per partorire in città. Il 25 luglio, nel volgere di poche ore, dopo una consistente perdita di sangue, alla donna giunta alla Bella
Belaiello i medici in 13 minuti praticano un cesareo, ma le condizioni del piccolo sono gravissime. Dopo una prima rianimazione la corsa verso Trapani. La Belaiello non dispone di una terapia intensiva neonatale. Quando arriva a Trapani i parametri del neonato sono pari a 0. Nel reparto inizia la corsa contro il tempo, le cure ricevute però non sono sufficienti e 24 ore dopo il cuoricino del neonato smette di battere. La procura ha disposto altri esami istologici, serviranno per una valutazione medico-legale completa. Adesso a Catania, dove si sono registrate tensioni all'ospedale Cannizzaro dopo la morte di una paziente che si trovava da un mese in rianimazione. La polizia è dovuta intervenire per riportare la calma. Sentiamo Tonino De Mana. Sedie scaraventate a terra, un monitor distrutto e 3 infermieri feriti. È il bilancio di un'aggressione avvenuta nel reparto di rianimazione del Cannizzaro di Catania dopo la morte di una paziente quarantenne ricoverata da un mese dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Alla notizia del decesso i familiari della donna hanno forzato l'ingresso del reparto invendo contro medici e personale sanitario. Sul posto, per cercare di riportare la calma, è stato necessario l'intervento della polizia, 3 le volanti inviate sul posto. Quanto accaduto ripropone il dibattito sulla violenza negli ospedali. Quello che è avvenuto al Cannizzaro è l'ennesimo episodio gravissimo, ha commentato Maurizio Attanasio, segretario generale della CISL di Catania. In un luogo del dolore e di fronte alla morte di una persona comprendiamo lo smarrimento dei familiari, ma nulla può giustificare la violenza e l'aggressione nei confronti di chi in quel momento stava semplicemente facendo il proprio lavoro. Servono triage meglio organizzati, adeguati servizi di vigilanza e controllo e protocolli di gestione più chiari. La sicurezza deve essere parte integrante dell'organizzazione sanitaria e non una risposta emergenziale, ha concluso Attanasio. Un quarantenne entrato in una farmacia a San Giovanni Galermo in provincia di Catania ha minacciato 2 dipendenti con un taglierino, stiamo vedendo le immagini, prima di impossessarsi di 900 euro prelevati dal registratore di cassa. Gli agenti della sezione antirapina della squadra mobile sono riusciti ad individuare la sua auto e poi ad identificare il rapinatore, nonostante al momento della rapina si fosse nascosto, come vedete, con un vistoso cappello. Parliamo adesso dell'Etna. Nelle ultime ore si è registrata una nuova intensificazione dell'attività esplosiva durante le fasi più intense, come quella in corso. Si osserva un'abbondante emissione di cenere diretta verso sud-sud-est. Sono attive le bocche a quota 2750 e 2360 metri che alimentano varie colate. L'INGV ha riportato l'allarme per il volo da arancione a rosso. All'aeroporto di Catania l'ufficio di coordinamento ha stabilito restrizioni negli arrivi, non nelle partenze. Con questa misura atterreranno 10 aerei l'ora fino a mezzanotte. La situazione continua a essere sotto monitoraggio. Le attività di volo stanno comunque proseguendo per il momento senza grossi impatti sull'operatività, fanno sapere da SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania. E proprio a Catania continuano le polemiche sulla gestione dei passeggeri a seguito delle frequenti chiusure dello scalo per emergenza cenere. Arrabbiati e sconsolati i turisti, intanto alle richieste del Codacons si aggiunge la voce critica del PD e dei 5 Stelle sulla gestione di SAC. Sentiamo Orazio Longo. L'ira dei passeggeri lasciati ore senza notizie, emblematico il volo per Casablanca e la rivolta dei passeggeri ai check-in, con donne in maternità e bimbi al seguito, non è soltanto un brutto ricordo, ma una costante che si ripete e che probabilmente si ripeterà ancora. Dall'altro lato c'è chi, non in partenza ma in arrivo, ha subito disagi. Lorenzo, nome di fantasia per una storia vera, viene dirottato a Palermo, non trova pullman, i sostitutivi sono pochi, così come i treni che comunque ci metterebbero 6 ore per arrivare via Messina. Un taxi, neanche a parlarne, piuttosto va a piedi da Palermo a Catania e poi chiede l'equipollenza al Cammino di Santiago. Dall'atterraggio alle 7 del mattino l'ultimo posto in un bus lo trova alle 3 del pomeriggio, 8 ore dopo, con prezzo maggiorato del 300%. Questi e altri disagi si potrebbero raccontare per 2 giorni di caos che, se a noi siciliani genera il solito sconforto, agli occhi di un turista incredulità. Da più parti l'appello a trovare soluzioni non tampone, visto che non si può certo spostare il Vulcano. A protestare anche i lavoratori dello scalo di Palermo, che denunciano carichi di lavoro insostenibili per una condizione, dicono, ricorrente che richiede adeguata pianificazione e idonea dotazione di risorse. Sulla questione il Codacons. L'emergenza Etna e la presenza di cenere vulcanica non costituiscono una novità.
Occorre pertanto una gestione coordinata e più efficace di questa emergenza. Occorre potenziare lo scalo di Comiso, occorre dare informazioni tempestive, facilmente accessibili e un'assistenza adeguata e rapida a tutti i passeggeri coinvolti. E restiamo in tema di vacanze, si avvicina il Ferragosto, il clou dell'estate, ma le città non si svuotano come in passato. A Catania tipica domenica tra mare, montagne e partenze low cost incidono ovviamente il caro carburanti e anche il caro bollette. In molti costretti a ridurre i giorni di vacanze, tornano di moda i viaggi mordi e fuggi. Tonino De Mana. È una città che si svuota lentamente, forse meno rispetto al passato, ma il caro carburanti non ferma la voglia di partire per le vacanze, semmai le accorcia, tanto che molti catanesi puntano sui fine settimana da trascorrere al mare o in montagna con l'Etna in testa alle preferenze. Domenica da bollino nero sulle strade siciliane, ma situazione comunque sotto controllo ai caselli di San Gregorio, quantomeno per il traffico in uscita dal capoluogo etneo. Questa è la situazione intorno alle 11:30, con il personale del CAS impegnato a far defluire i mezzi diretti verso Messina, facilitando le operazioni e consigliando agli automobilisti di utilizzare anche la corsia riservata ai trasporti eccezionali. Caldo, termometro oltre 35 gradi e umido assoluti protagonisti di questa torrida estate, e c'è chi è in vacanza. Lei da dove viene? Da Bologna. Vacanze, un giorno da parenti, poi in vacanze. Quanto incide il caro carburanti, comunque gli aumenti sulle vacanze degli italiani? Molto. Penso un 20-30% sicuramente. Per fare un pieno quei 20 euro in più li spendi. Chi invece programma le partenze, naturalmente facendo i conti con il portafogli sempre più leggero. Farò degli spostamenti giornalieri, weekend, 2 giorni, 3 giorni, mi sembra qua in Sicilia. Ma tutto è relativo, se la gente vuole partire parte, non guarda i 10 euro, i 20 euro. C'è tanta gente, amici, che hanno deciso di ritagliarsi qualche giorno in meno pur scendendo qui in vacanza proprio per il caro carburante, perché incide notevolmente. È una città che lentamente si sta svuotando a differenza degli altri anni. L'ha notato questo? Assolutamente sì. Andando in giro una domenica come questa, che solitamente, voglio dire, sarebbe stata una domenica pre-festiva in assoluto, non avremmo incontrato nessuno. Invece qualcuno ancora c'è in giro. È comunque la classica domenica d'agosto, tra caldo, mare e il traffico serale di rientro al casello di San Gregorio. Tutto messo in conto. Adesso l'emergenza idrica. Siracusa è la città siciliana dove si spreca più acqua, come dimostra la classifica della CGA di Mestre, e si assiste anche all'acqua che sgorga dall'asfalto per giorni e nel frattempo i rubinetti restano a secco. Francesco Loi. Quando i siracusani si svegliano, la prima cosa che si chiedono è: c'è acqua? Sì, perché è da mesi che i rubinetti restano a secco o con bassa pressione, a fasi alterne un po' in tutta la città. Eppure l'acqua non manca, ma si perde lungo le condutture. Qui siamo nel centralissimo Viale Tica, a pochi metri dal comando provinciale dei Carabinieri. Come vedete sgorga da questo tombino, non da qualche ora, ma da diversi giorni. È più di una settimana che è così, purtroppo. Questo problema dell'acqua sta diventando quasi irrisolvibile e nessuno sta provvedendo. Ma le perdite d'acqua sono visibili a tutti in qualsiasi parte della città. In via Monti, alla Pizzuta, zona nord, Aretusacque aveva riparato tutto, ma dopo qualche ora dall'intervento, ecco di nuovo l'acqua in strada. Quello che lascia anche perplesso è la mancanza del controllo pubblico sulle attività dell'azienda, e questo è uno dei motivi per cui molti cittadini, anzi tutti i cittadini di Siracusa, si sentono abbandonati. Servono interventi sulle tubazioni, troppo vecchie per reggere ancora, si sa, ma nel frattempo l'acqua non si può sprecare così. Resta pur sempre un bene prezioso. Altra emergenza, quella dei roghi, droni in volo per prevenire gli incendi. È il nuovo sistema di sorveglianza attivato nell'Agrigentino sui Monti Sicani per monitorare boschi e campagne e individuare in tempo reale i focolai. Davide Sardo.
Sorveglianza aerea contro gli incendi. Sui Monti Sicani entrano in servizio i droni per il monitoraggio di boschi e aree rurali, con l'obiettivo di individuare tempestivamente eventuali focolai. Dopo i gravi roghi che hanno colpito il territorio nelle ultime settimane, è stato attivato un sistema di controllo aereo nei comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Bivona, nell'Agrigentino. L'iniziativa è promossa dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, già provincia regionale. I droni impiegati sono dotati di termocamere di ultima generazione in grado di rilevare variazioni di temperatura e segnalare in tempo reale la possibile presenza di principi di incendio. Si tratta di un monitoraggio costante dall'alto pensato per garantire interventi più rapidi e rafforzare in modo concreto le attività di prevenzione. Le aree interessate comprendono boschi, campagne e zone rurali dei Monti Sicani, territori già duramente provati dai roghi recenti. Il progetto è stato condiviso con le amministrazioni comunali dei 3 centri coinvolti. Le operazioni sono affidate a piloti qualificati e abilitati. Il monitoraggio si svolge in stretta collaborazione con Prefettura, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. Un impegno condiviso dunque per proteggere i Monti Sicani e affrontare con maggiore sicurezza la stagione a rischio incendi. In vista del periodo di Ferragosto resta alta l'attenzione. Le alte temperature e l'afflusso di persone nelle aree interne potrebbero infatti aumentare il rischio di nuovi roghi. A Gela il sistema di trattamento per i rifiuti indifferenziati nella discarica di Timpazzo per interventi di manutenzione va a regime ridotto. Lo dice il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, che con un decreto ha deciso di trasferire fino al 15 settembre i conferimenti di 7 comuni nelle province di Catania, Caltanissetta e Agrigento nel sistema dell'impianto catanese di Sicula Trasporti. La società Impianti SRR, che gestisce la discarica gelese di Timpazzo, ha comunicato che allo stato attuale la capacità massima dell'impianto non può superare la soglia di 150 tonnellate giornaliere. La crisi delle edicole, sempre più giornalai si arrendono proprio alla crisi tra cali di vendite e costi di gestione, oltre alle tasse. Siamo stati a Palermo e abbiamo incontrato chi ancora prova a resistere con caparbietà. Marco Gulla. C'erano una volta le edicole. In Sicilia negli ultimi anni si sono drasticamente dimezzate, lasciando interi quartieri e piccoli comuni senza punti vendita di giornali. La desertificazione della rete di distribuzione colpisce le grandi città come Catania e Palermo, così come i centri minori. Lui e Gianni, la sua edicola di periferia a Palermo, è aperta da decenni, eppure anche lui medita di abbassare la saracinesca per sempre. Si vendono più i giornali di una volta, non si vendono più i giocattolini di una volta, non si vendono le riviste come si vendeva una volta. Ormai le edicole, senza aiuto di nessuno, naturalmente stanno andando. Calo netto della vendita dei giornali, costi di gestione e tasse. Molti edicolanti negli anni si sono dovuti arrendere, eppure anni fa non era così. Allora si vendevano una marea di giornali, cioè come in Sicilia se ne vendevano 80-90 al giorno, poi la domenica non parliamo 180-200 e via di seguito. Ma oggi non arriviamo neanche a 15 in Sicilia di vendere giornaliere, ma non ci arriviamo. I quotidiani del nord addirittura se ne vendono 1, 2, 3 copie al massimo. Ditemi voi altri dove possiamo arrivare con l'incasso e con le tasse che aumentano sempre ogni giorno, ogni mese, ogni anno. A Palermo le edicole erano 280 nei primi anni 2000, ora sono meno di un terzo. I giovani, dicono molti edicolanti, non leggono più. Primo volo per un cane di grossa taglia nell'aeroporto internazionale di Palermo, Falcone e Borsellino. Sul volo Ita Airways ha viaggiato in tranquillità Geppino, lo vedete, questo cane volante, 13 anni, 29 kg di stazza. Lo Sharpei, che da Palermo a Milano Linate ha volato accompagnato dal proprietario, un imprenditore agricolo di Monreale, grazie al servizio Large Dog on Board su una selezione di voli nazionali. La storia adesso di Marco Liuzzo, bartender siciliano, la sua missione è esportare la Sicilia attraverso i cocktail. Orazio Longo.
A Bruxelles ha vinto il premio come miglior cocktail drink list con I Love Sicily, fatto con un'orzata siciliana, latte di mandorla con rum nostrano e guarnizioni di bacche di peperoncino con grattugiato di cioccolato di Modica IGP. Marco Liuzzo, bartender siciliano, torna a raccontare la nostra isola attraverso i suoi bicchieri tutti da gustare, realizzati con il cuore della Sicilia, i prodotti locali. Mi ricordo 5 anni fa dicevi proviamo a fare questa cosa in Europa, dopo 5 anni possiamo dire che la cosa ha funzionato. Sì, ha funzionato anche perché tantissima gente ama i nostri sapori. Anche dei personaggi famosi, ad esempio mi dicevi Sorrentino, Andrea Agnelli, la Canalis, Cremonini. Sì, ho fatto bere parecchia gente. Allora ascoltami, oggi che ci fai vedere invece? Allora, io oggi ho preparato per voi. Dopo l'assaggio ci fermiamo, c'è la pausa della pubblicità, ritorniamo fra poco con lo sport. Di nuovo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, lo sport, il calcio, la Coppa Italia con la bella serata del Catania che ha superato ai rigori il Vicenza dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Venerdì prossimo i rossazzurri affronteranno al Tardini il Parma. Domani intanto giorno fondamentale per la società con la scadenza per la fideiussione. Sergio Colosi. Personalità, orgoglio, qualificazione ed entusiasmo. Piace il Catania all'esordio in Coppa Italia maggiore. Supera il Vicenza ai rigori e venerdì prossimo, per i 32esimi di finale, si regala il Parma al Tardini. C'è l'impronta del tecnico, nonostante 16 calciatori indistinte e senza acquisti per il problema della fideiussione. Longo ha trasmesso nuove idee a tutti, senza distinzioni. Possesso palla e calcio offensivo. Il gruppo risponde presente alle sue sollecitazioni. Che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco. La freddezza di Cicerelli annulla la prodezza di Moncini, tutto nel primo tempo. Occasioni su entrambi i fronti anche nella ripresa, con Dini e Gagno attenti. Catania motivato e generoso nel segno di Leonardi, già pronto per il campionato. Catania lucido dagli 11 metri, sbaglia soltanto Di Tacchio, precisi Caturano e l'ex Rolfini, alternati dai cucchiai di Gimenez e Guaini. Imprecisi nel Vicenza Costa e Morra che calcia alle stelle. Festa rossazzurra, dal campo un assist alla società per evitare un'altra penalizzazione e trasmettere fiducia ed entusiasmo all'ambiente. Altra piccola pausa per noi, ci ritroviamo fra pochissimo. Di nuovo in studio per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.